Eccoci, buonasera a tutti gli amici da casa, Lombardia TV, questo è Che Calcio Che Fa, Fulvio Florida vi conduce nei temi della settimana passata, perché ci sono state anche le coppe e ovviamente assieme ai nostri ospiti con le disamine del prossimo turno, che sarà la 12ª giornata del campionato di calcio. Stiamo arrivando quasi al primo terzo di questo campionato, già qualche situazione, anche se poi puoi avere ancora quante partite? 26 partite per poter ribaltare la situazione. Penso per esempio al Milan, al Torino che hanno delle difficoltà, penso al Napoli che sta cercando di trovare una sua identità dopo delle partite molto complicate. Insomma, parleremo di tutto ciò con i nostri ospiti, che indubbiamente sono la parte portante di Che Calcio Che Fa. Ricordiamo poi che Calcio Che Fa è un piccolo format TV, radio e web, e quindi dove si parla di calcio in una forma molto amabile, semplice, come se fossimo un po' in famiglia. E in famiglia, indubbiamente, della famiglia fa parte anche un amico di vecchia data che è venuto sia in trasmissione in radio che in TV, e ho appunto il piacere di presentare il cavaliere Pierluigi Arcidiacolo. Grazie del titolo di cavaliere. Ce l'hai, no? Giusto il titolo? Sì, ce l'ho, però tutti in realtà, io sono conosciuto come Pigi. Se vai in Curva Nord e dici il cavaliere Arcidiacono non mi conosce nessuno. Il cavaliere Pigi. Grazie per avermi invitato. Grazie a te, so che appunto tu hai una testata web online, #inter.it, e ovviamente sei il direttore, quindi sei il manovratore dall'alto di tutte le varie situazioni che possono accompagnare ovviamente la squadra dell'Inter, con interviste a giocatori, vecchie glorie, tutto ciò che accade in curva, tutto ciò che accade durante la stagione, anche con bellissimi servizi fotografici, e soprattutto con un gruppo di lavoro del quale appunto fa parte l'altro ospite, e infatti presento Nicola Moretti, che è uno dei redattori appunto di #inter.it. Ciao. Ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Allora, parliamo ovviamente già di qualche argomento, anche se poi in realtà il primo non è proprio un argomento, però diciamo che entriamo in una sorta di calcio romantico, e c'è un collegamento in particolar modo a uno dei nostri due ospiti. Vediamo la slide numero 1. Ecco, chi si ricorda e qua abbiamo un bellissimo gol di Yuri Dorkaev contro la Roma nel 1996 credo, poi divenne l'immagine della tessera l'anno successivo, fu un gol strepitoso in avvitamento con il giocatore della Roma che lo pressava, e lui andò a prendere un pallone molto alto, scavalcando poi con una bellissima palombella, uno di quei gol che rimangono nella mente, che sono pazzeschi, vengono proprio sono frutto appunto dell'intuizione momentanea. Era un campo anche allentato, faceva brutto tempo, e riuscì a prendere, ad arpionare questa bellissima palla. Insomma, un grandissimo gesto atletico. Yuri Dorkaev perché Nicola Moretti nasce il giorno in cui Yuri Dorkaev deposita in rete la palla di un famoso 1-0 da parte dell'Inter nei confronti della Juventus, dopo una bellissima discesa sulla destra di Ronaldo, quello che noi consideriamo quello vero, quello di adesso è un po' secondario da un certo punto di vista, anche se è un grandissimo campione. Quindi tu sei nato esattamente Io sono nato il 4 gennaio 98, partita dove Djorkaeff punì la Juventus in un 1-0 molto famoso, molto celebre, con assist appunto. E tra l'altro Ronaldo, andando via sulla destra, cercarono di falciarlo 2 volte, sì. E lui saltò 2 volte l'avversario, arrivò sulla destra, quindi proprio ci fu un entusiasmo a livello di corrida quando crossò quel pallone. Sì, anche perché poi Ronaldo era strano che potesse trovarsi in quella posizione, quindi c'è stata una sorta di convenzione probabilmente in campo nel dire vado ogni tanto anche Ronaldo andava anche sulla fascia, però lì a destra era raro da fare proprio un lavoro proprio sulla fascia, e quindi probabilmente ha creato un problema nella difesa, e si è infilato invece un giocatore che è stato un giocatore, non so, tu hai avuto modo di andare a vedere un po' di filmati di Djorkaeff così per documentarti, visto che è un po' una sorta di nome tutelare, no?
Ti ha battezzato. Qualcuno sì, ovviamente i due più celebri, appunto il gol in rovesciata con la Roma e questo con la Juve, diciamo che conosco quelli. Come gioco, te lo ricordi? Hai guardato qualcosa? Poco da avere un'analisi completa, però... Allora, qua riguardiamo un attimo il calcio romantico, quindi non possiamo non rivolgere la domanda a Pierluigi Arcidiacono, perché cosa ti ricordi di Youri Djorkaeff come tipologia di gioco? Ma la precisione, l'attenzione al gioco degli altri e poi il fatto che sembrava che lui giocasse senza fare fatica, aveva sempre questo stile che possiamo definire francese, elegante, e uno di quei giocatori che io vorrei sempre, almeno nella rosa, ecco, non dico nell'11 titolare, ma almeno nella rosa uno di questi giocatori perché poi è un giocatore, penso che faccia parte appunto di quella serie di giocatori che di cui appunto un allenatore non ne farebbe, cioè farebbe sempre entrerebbe sempre, diciamo, nel proprio organico, perché sono quei giocatori abbastanza silenziosi che badano un po' alla sostanza dei fatti, no? Magari non era una sostanza della qualità, perché lui aveva tantissima qualità da questo punto di vista. Va bene, quindi anticipo un attimo un argomento tramite Youri Djorkaeff, che è servito, diciamo, tutto questo panegirico per arrivare a parlare in fin dei conti della logica dei giocatori che hanno delle caratteristiche sia tecniche che mentali, fisiche, ovviamente sottoposte a uno screening dal proprio allenatore in base ai dettami tattici che l'allenatore appunto vuole mettere in campo, e in questo momento mi sembra che si sia aperto un po' una sorta, diciamo, di fronte di discussione, visto che parliamo di hashtag Inter, quindi siamo un attimo in casa Inter, con questo allenatore, l'allenatore che ha creato, mi sembra, 9 vittorie su 11 in campionato e che ha avuto qualche problema invece in Coppa. Vediamo un attimo la slide. E quindi qua abbiamo proprio 3 esempi, non è un caso che abbia messo anche un esempio del passato recente e un esempio attuale, la motivazione nel calcio. Quindi io domando a Pigi, questi 3 personaggi sono forse più uguali i primi 2 e non l'ultimo, da un punto di vista, diciamo, motivazionale sono tutti e 3 molto importanti, forse i primi 2 sono un po' più legati più alla persona, al giocatore, a legarsi un po' di più. Conte mi sembra uno che pensi più che altro alla sua disposizione in campo, a degli umini che entrano in campo che devono fare determinate cose. Ma allora abbiamo visto Herrera, Mourinho e Conte. Sinceramente, e secondo me i paragoni non tengono, nel senso che quando un condottiero è valido, quando un condottiero ha un suo stile, va sempre bene, ma per esempio noi siamo legati moltissimo a Milano, a Herrera, per le vittorie in pochi anni di 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe intercontinentali, quindi del mondo, ma ci dimentichiamo che poi un paio d'anni dopo lui con il suo regime rigido fa perdere lo scudetto e la Coppa dei Campioni ai giocatori nerazzurri. Io ho in mano dei documenti storici dove appunto, non so, c'è una lettera di Armando Picchi al fratello Leo Picchi, che era il fratello maggiore, dove dice: non ci capisce, noi siamo spompati, non ce la facciamo più, così va a finire che perdiamo tutto. Ho proprio in mano uno scritto, e infatti a mano. Ci fu una fatta al Mantova e una fatta a Lisbona, giusto? A Lisbona. Nel giro di una settimana. Ecco, parlando di motivazione, quindi tu dici che i 3 allenatori che sono stati messi su questo contributo non sono uguali, ci sono ovviamente delle differenze. Il migliore dei 3 è Mourinho, perché Mourinho ha uno stile rigido, ma ha anche un'intelligenza superiore a qualunque altro uomo, per cui quando gli raccontano che Maicon si fa fare i falli apposta per poter poi andare a trascorrere il Natale in Brasile, lui dice: non è possibile che questa cosa accada, è un professionista, poi va a verificare le tabelle, Maicon si fa espellere sempre nelle partite precedenti al Natale. Allora lui prende Maicon, gli dice: guarda che io non ti mando in Brasile se vieni squalificato. Maicon
sembra una battuta, sbianca e dice allora faccio un gol, e Mourinho dice no, 2 gol. Se fai 2 gol ti lascio andare in Brasile. Questo era esattamente come manda un giocatore quindi, a Ibiza. diciamo, la motivazione è rendere la motivazione da una situazione negativa, girarla a proprio favore, a favore ovviamente della squadra, e quindi riuscire anche a mantenere un collante, diciamo, un feeling ben preciso con il giocatore senza bruciarlo, perché potevano Esatto. arrivare anche allo scontro, no? Giusto? Quindi qui c'è il bastone e la carota. Invece, per dire, una caratteristica di Herrera è che lui andava a parlare col giocatore poco prima che entrasse in campo e gli diceva guarda che quello lì è del Real Madrid, dicono che è bravo, ma non è mica bravo, sei molto più bravo tu, sei molto più forte tu, e lo diceva a Facchetti, a Burnic, ai giovani, a Corso, e lui, però erano anche tempi in cui la psicologia era un po' iniziava a essere applicata, certo. Quindi questi ragazzi, Burnic quando andava in vacanza, parlo sempre di Picchi perché ho scritto questo testo su di lui, saliva a casa della sorella e chiedeva del capitano dell'Inter Armando Picchi, diceva c'è il signor Picchi, quindi tra quei 3 che abbiamo visto manca Bersellini, che invece era anche lui un po', era una buona via di mezzo tra Conte e Mourinho. Sì, il famoso sergente di ferro, anche lui era abbastanza un sergente di ferro dal cuore d'oro. Sì, ma era uno che urlava e che poi faceva anche la carezza, certo, al giocatore. Ecco, secondo te il Conte, con la dichiarazione dell'altro giorno a caldo dopo la partita persa con il Borussia Dortmund, dove ha cercato di tutelare probabilmente un po' la sua figura, ma al tempo stesso potrebbe avere anche, non penso, creato un problema interno, però ovviamente con la sua dichiarazione sia nei confronti della società sia nei confronti di 2 giocatori, Barella e Sensi, dicendo che appunto non hanno l'esperienza e vengono dal Cagliari e dal Sassuolo, quindi in qualche modo qua c'è un discorso anche di sapersi porre nel modo giusto nei confronti di Conte. Rivolgo tutte e 2 la domanda, partiamo da Nicola. Secondo te, dal tuo punto di vista, ha sbagliato, diciamo, come si dice in gergo, l'ha fatto un po' fuori dal vaso, ecco. Ma no, sinceramente secondo me non ha sbagliato, le sue parole potrebbero essere fraintese facilmente. Secondo me lui intendeva più dove vado a pescare con l'esperienza europea che mi serve per vincere e tenere risultati di questo tipo. Barella e Sensi sono 2 giocatori comunque che arrivano da 2 realtà piccole, possiamo dire così, e stanno facendo qualcosa di straordinario secondo me, perché stanno giocando molto bene, soprattutto Sensi, però lui giustamente va, come dire, a mettere punto su questa cosa qui. Dove la trovo l'esperienza? Da 2 giocatori che giocavano l'anno scorso al Cagliari Sassuolo. Si può rivolgere, diciamo, a Godin, ma non molti quello altri che giocatori. Ha fatto le finali, ecco, sentiamo invece Pigi riguardo a questo. Allora, dal punto di vista tecnico sono d'accordo con Nicola, l'Europa è l'Europa, lui ha detto semplicemente una cosa vera su questo. Poi dal punto di vista invece della pipì fatta fuori dal vaso, lui probabilmente sta cercando di fare quello che faceva molto bene Mourinho, e di allentare la tensione sulla squadra, perché noi sappiamo che specialmente sulle 2 milanesi, Inter e Milan, ma in particolar modo sull'Inter, c'è sempre la tendenza a seminare zizzania, a mettere l'accento su quanto di negativo sta succedendo. Allora, non posso non farti la domanda, allora, per quale motivo, io più o meno la so come risposta, però voglio sentirla da te, per quale motivo l'Inter rappresenta sempre un po' un terreno di conquista per chi vuole sobillare dall'esterno, e quindi invece non esiste una sorta di argine o un personaggio, un frontman che in qualche modo riesca ad assorbire questi colpi, invece è sempre tutto abbastanza facile per chi vuole insinuare qualcosa. Ma lui, scusa, sembra che non sto rispondendo alla domanda, ma sto cercando di farlo. Lui non può dire quello che dico adesso io, che la società c'è per 5-6 cose ma non c'è per altre 3 o 4. Forse doveva dirlo prima,
durante la campagna acquisti. Non voglio trovarmi adesso fuori, anche se tecnicamente lo siamo, dalla Champions League. Ma non ti dà l'idea che c'è stato una sorta di scollamento tra lui e la società? In fin dei conti è un duo, Marotta e Conte, collaudato da anni di Juventus, quindi in teoria mi sembra che in ogni caso dire una cosa di questo tipo fa vedere che esistono dei problemi che indubbiamente dall'esterno si possono intuire, però quando tu le vai a dichiarare in TV, a quel punto lì li certifichi e allora diventa una cosa molto più complicata dopo, no? Secondo me i problemi ci sono e si sono visti subito, perché poi tutti i pezzi sono entrati nel puzzle, è arrivato Lukaku e sono arrivati tutti quelli di cui si facevano i nomi, però fino all'ultimo noi ce la siamo fatta addosso per come si era mossa la stagione, perché se tu inizi a dire che un giocatore che ha diviso il pubblico e gli opinionisti per un anno non fa parte del nostro progetto, continui a parlare di questo progetto, poi arrivi all'estate e io mi aspetto che almeno 2 nomi arrivano subito all'inizio della campagna acquisti, mentre lui ha ripetuto una cosa che odiano tutti gli allenatori, cioè ha fatto la preparazione atletica senza la sua squadra, senza 5-6 elementi che facevano parte della sua squadra. Ecco, ritornando al discorso invece di come arginare questa deriva nei confronti dell'Inter da parte dell'esterno, come mai succede innanzitutto questo e come si può arginare? Come si può arginare? Come dicevamo a Moratti quando lo incontravamo in privato: compri una televisione, compri un quotidiano e iniziamo da lì. E perché non l'ha fatto Moratti? Ma Moratti perché ha sempre detto: non è il nostro stile, non è la nostra storia, noi facciamo sport, facciamo calcio. È anche vero che l'ha detto stampa era lui, quindi ci ricordiamo sempre quasi ogni giorno i giornalisti sotto la Saras. C'erano 10, 15, 20, 25 giornalisti. A rinfoltire insomma di domande, di risposte alle domande insomma dei vari giornalisti. Sono grandi misteri per cui non si capisce nemmeno perché i partner media dell'Inter sono i primi a raccontare le cose non esattamente come stanno, però questa cosa qua della simpatia o dell'antipatia con gli allenatori, parlo al di là della società, è tipica, l'allenatore simpatico a quei 10, 15, 20 giornalisti non sbaglia quasi mai, sbaglia sempre il suo attaccante, il suo difensore o il suo portiere. L'allenatore antipatico invece a un tot giornalisti, basta che pareggi al 90° e la partita è stata giocata male. Beh, è anche vero, tu parli di antipatia, è anche vero che per esempio un mondo come quello del calcio, dove c'è una banalità nelle affermazioni, molte volte fanno delle banalità, tipo non so, mancano 10 finali, da qui alla fine finali, cioè una banalità, in teoria dovrebbe essere allora tutto il campionato delle finali, perché tu devi andare a vincere già e non arrivare all'ultimo per poter recuperare delle varie situazioni, ma comunque ormai diciamo che c'è una casistica di battute incredibili da questo punto di vista. Però insomma, come mai si arriva a un discorso di questo tipo, di dover essere banali e poco realisti, come invece tutto sommato anche criticabile? Conte l'altro giorno è stato molto reale nella sua dichiarazione. Ma è un discorso che a me, che io faccio comunicazione, quindi ovviamente questa cosa mi fa molto male quando io sono a San Siro in sala stampa e accanto a me ci sono persone che il giorno prima hanno scritto determinate cose e il giorno dopo ne scriveranno altre che non corrispondono alla realtà, non corrispondono alla realtà. E tante volte non si dicono delle cose perché non si vuole offendere qualcuno, però a livello giornalistico invece adesso la situazione è davvero inversa, cioè per prendere 50, io dico veramente 50 lettori in più, si fanno titoli di cui non ritrovi la stessa verità nel testo.
è una cosa veramente dove l'ordine dei giornalisti dovrebbe intervenire molto rigidamente, perché si va contro la verità e questo non può essere. Qua apriamo una parentesi che non è il caso in trasmissione, per ciò che riguarda appunto l'ordine dei giornalisti e dover vigilare anche su quello che è, diciamo, la bontà, insomma, del lavoro svolto dalle persone che non sempre sono molto professionali e quindi comunque stanno facendo comunque una buona attività da questo punto di vista. Ci sono sempre delle discrepanze, notiamo delle belle differenze, però vabbè, insomma, cosa si vuole fare? L'Italia è anche un po' questa, quindi è amministrata in questo modo. Abbiamo parlato di Moratti, abbiamo parlato di Inter, parleremo anche di Milan, indubbiamente parleremo di atmosfere e vediamo il prossimo contributo. Ecco, le atmosfere sono queste, sono le atmosfere di Milano, le atmosfere degli anni 60, 70, 80 e non è un caso che questo libro che vedete qui in sovrimpressione, è un libro che è legato indubbiamente a un periodo storico anche molto importante, del periodo, diciamo, della grande Inter, del grande Milan, di un grande calcio, un periodo del 68, degli anni 70 sempre un po' problematici ma comunque fiorieri di tantissime situazioni a livello culturale di spinta, diciamo, vediamo la musica, il teatro, e poi gli anni 80 che sono stati un po' l'onda lunga di un po' di questi primi decenni e quindi ovviamente dobbiamo domandare all'autore di questo libro, che non è altro che ovviamente Pierluigi, com'è stata, diciamo, la spinta per arrivare a scrivere questo libro e cosa ci sta dietro o chi ci sta dietro a questo significato di questo libro, appunto. Allora, l'animatore di questo libro si chiama Ferruccio Incontrera, Ferro. Era più famosa sua sorella Annabella Incontrera, che era la migliore amica di Sofia Loren, e ha girato, penso nel 1971, solo nel 1971, 7 film. Era una donna bellissima. Lui invece, facendo parte della Milano Bene, si dedicava molto a questa sua grande passione che era il calcio, inteso come calcio giocato. E lui e un gruppo di suoi amici giocavano addirittura 5, 6, 7, 8 partite la settimana. La particolarità di questo libro nasce dal fatto che i 6 protagonisti, sono 7 ma uno non giocava con loro, i 6 protagonisti di questo libro sono diventati tutti numeri 1, uno nella medicina, uno nell'arte, uno nello sport e nella comunicazione, che è Paolo Taveggia, nella finanza, nella politica e quindi nella magistratura, no? Era una squadra potente, perché erano varie squadre, con il Reale Ermenia, che era una squadra dei Moratti, e qui c'è la cosa carina che andavano a giocare in Bersago, nella villa sul lago dei Moratti, e la partita, se i Moratti perdevano, finiva a tempo illimitato sino a quando i Moratti pareggiavano. Ok, quindi secondo me, se mi dai un minuto ti spiego cos'è lo spogliatoio di calcio, perché tante volte questo sport viene sminuito, il calcio. Siamo negli anni 70-80, adesso sinceramente non mi ricordo l'anno, e uno di loro è un magistrato, il giudice Pomarici. Famoso giudice, famoso, lui inchieste degli anni 70-80. Fece il blocco sui beni delle famiglie dove veniva rapito un membro della famiglia, bloccavano i beni per scoraggiare i rapitori. Per scoraggiare i rapitori. Fatto sta che lui una sera scende, Ferro lo va a prendere con la sua macchina, scende e dice: guarda, io non posso più giocare con voi perché la Digos mi ha detto che le Brigate Rosse mi vogliono uccidere. E in quel momento infatti c'erano 2 carabinieri col mitra accanto a lui. E allora Ferruccio gli dice: va bene, vieni a dirlo tu. Va nello spogliatoio, si presenta con questi 2 carabinieri con l'M12 e dice questa cosa. C'è un minuto di silenzio, dopodiché si alza il capitano e dice: no, non possiamo giocare il campionato senza di te, tu devi continuare a venire. Proprio una scena in stile film di Salvatore con Batantuono, no? Tu devi continuare a venire, tu sei già un uomo
che mette a disposizione la propria vita per noi, e quindi tu devi continuare a giocare, rischieremo tutti insieme. Ovviamente i carabinieri non erano molto contenti di questa cosa, e poi in effetti qualcuno venne ucciso perché uccisero il suo miglior amico, che era il giudice Alessandrini. Lui aveva gli orari fissi, regolari, Alessandrini, mentre invece Pomarici, giocando a calcio con questi scriteriati, a volte usciva alle 7, a volte alle 6. Allora, vedi che il calcio salva la vita, ecco, va bene, dai, insomma ci sono tantissimi aneddoti dentro questo libro, quindi è pieno ovviamente zeppo. Loro hanno avuto tutti delle vite piene, intensissime, quindi anche questo, diciamo, questo aneddoto anche bellissimo. Quindi il libro è Milano Atmosfere 60, 70, 80, edito dalla Fabbrica dei Segni ed è scritto Nicola, da Pierluigi Arcidiacono. Vediamo se l'ha letto. Fai una domanda, Nicola. No, so che non l'ha letto. La domanda che posso fare invece del calcio, visto che ha parlato di spogliatoio, quindi io voglio vedere invece il calcio praticato, perché a 21 anni, a quell'età lì si gioca a pallone, beato te. Dove stai giocando? Come reputi il calcio dal punto di vista di un ragazzo che ha 21 anni, che si avvicina alla questione prettamente lavorativa, quindi come redattore, e dall'altra parte invece come calcio praticato? Quindi le due situazioni. Io ti posso dire, nella mia vita ho fatto varie cose, ho giocato, allenato, sono opinionista, sono qua nel calcio, e quindi diciamo che c'è una sorta, diciamo, di volano. Lo riscontri anche tu, indubbiamente, in questo momento, è ancora troppo presto? Ma la vita di calcio, di spogliatoio, è molto importante a partire dai ragazzi, poi per arrivare ad età più adulte. Sicuramente entrando, diciamo, nel mondo del lavoro, anche del giornalismo, si può capire come lo spogliatoio in sé, le dinamiche di gruppo che poi si vanno a creare, sono molto importanti per forgiare una persona. E io attualmente gioco nella Maccallesi, società dove giocava Zenga, e niente, diciamo che... Vabbè, insomma, Lui è molto serio, perché è uno di quelli a cui io chiedo: vai tu a vedere Inter Barcellona piuttosto che Inter Juventus, e lui mi arriva al WhatsApp con scritto no, gli allenamenti. Quindi questa è una cosa... Beh, vabbè, insomma, bella. Anche appassionato degli allenamenti, anche perché poi bisogna stare sul pezzo, indubbiamente, altrimenti rimani indietro nelle scelte dell'allenatore. Ma poi comunque c'è un discorso di fare squadra, e quindi il gruppo deve essere serio da questo punto di vista. Andiamo avanti con degli argomenti prima della pausa pubblicitaria, vediamo se riusciamo ad velocizzare questa situazione. Quindi hanno sbagliato qualcosa, qua è un argomento, spostandoci dall'Inter al Napoli, visto che però sono un momento di difficoltà in Coppa. Poi in realtà il Napoli basta poco per qualificarsi, basterebbe anche un pareggio la prossima partita, però è incredibile questa situazione così strana, il presidente che decide di far andare la squadra in ritiro, l'allenatore che un po' si oppone, anzi il contrario, però non può farci molto, e dall'altra parte la squadra che dice di no. Tu hai mai visto una squadra, Pierluigi, rifiutarsi davanti a una proposta, un'imposizione proprio dall'alto? Perché insomma è un po' un teatrino, no? È un gioco delle parti, quindi tu sei dipendente, si parla di calcio, si parla di gioco, anche se sei un professionista, a quel punto lì vai, no? Allora, se devo essere sincero, c'è un episodio proprio dell'Inter che vince una partita di Coppa dei Campioni, e mentre tornano Herrera dice che il giorno dopo dovevano andare ad allenarsi perché poi a fine settimana c'era il Varese, e allora Picchi parla con Moratti e dice: voi non presentatevi al pullman, poi ci penso io. E si presenta solo uno che adesso non mi ricordo chi fosse, comunque uno della non l'avevano avvertito, non c'erano i telefoni, non c'era WhatsApp, c'era Herrera e questo ragazzo della Primavera, non ricordo se fosse Bellugi o qualcun altro. E no, questa cosa è molto brutta e fa emergere queste sono le situazioni dove non è la stampa che monta un caso. No, questo non c'entra niente, questo è proprio vero, no? È un episodio brutto.
ma brutto il fatto che emerga che Ancelotti non è d'accordo con il presidente, perché allora poi a chi si obbedisce? Perché quello ti paga e ti fa il contratto, quello ti mette in campo e decide se tu giochi o se non giochi. Non doveva emergere proprio la differenza di opinione, la discrepanza e la scelta. Comunque io penso, da dirigente decide l'allenatore se la squadra va in ritiro o se non va in ritiro, cioè ci sono delle situazioni. Sì, diciamo che il comportamento dovrebbe partire da chi gestisce ovviamente uno spogliatoio, però è anche vero che dall'alto ci sono state tante volte delle imposizioni ben precise da parte della società. Abbiamo visto anche l'anno scorso il comportamento da parte dell'Inter nei confronti di Icardi e Vandanara, insomma, quindi tante situazioni che vengono fuori, perché qua si parla sempre di materiale umano. Vediamo la prossima slide. Ecco, qua cambiamo argomento, e invece qua mi rivolgo invece a Nicola. Non so se tu sei molto ferrato in Juventus, però tu vedi il campionato di calcio indubbiamente, quindi anche se sei giovane hai capito delle differenze del passato di una Juventus degli ultimi 5 anni, che ha avuto un allenatore molto preciso, pragmatico, calcolatore, anche magari incapace di dare un gioco, diciamo, spettacolare, però con dei risultati notevoli. D'altra parte invece la scelta della società, della Juventus, di andare a prendere un allenatore come Sarri, che dovrebbe in qualche modo cucire un gioco migliore. Quindi la domanda è appunto questa: se è diventata veramente la Juventus proprio di Sarri, o ancora a dei momenti, perché sembra che alterni delle situazioni un po' altalenanti rispetto al Napoli di Sarri, no? Sì, allora, sicuramente è un processo che è ancora in fase di costruzione, quello di Sarri. Non si sta ancora vedendo il suo modo di giocare, il suo stile di gioco, probabilmente anche per i troppi esuberi di cui si è parlato tanto in estate. Non è riuscito a vendere determinati giocatori, e dal punto di vista del gioco si sta cominciando a vedere qualcosa, ma non totalmente. Poi ricordiamo che Sarri ha fatto tanta gavetta e ha vinto l'anno scorso l'Europa League con il Chelsea. Non è ancora, come si può dire, in un ambiente che possa anche facilitare il bel gioco, perché la Juve negli ultimi anni soprattutto non è mai stata bella, è stata sempre vincente, andava a vincere le partite 1-0 senza poi andare a fare questo grande spettacolo. Secondo me ce la può fare Sarri, magari partendo già dal mercato di gennaio, dal mercato estivo dell'anno prossimo, a creare un po' la sua squadra, partendo dagli esuberi, acquistando magari calciatori che aggradano il suo stile di gioco. Però è un processo che sta iniziando, ma non è ancora completo sicuramente. Beh, vabbè, quindi comunque è in corso d'opera. Mi sembra di capire dalle tue parole che sta facendo comunque bene, e riuscirà quindi a venire fuori prima o poi, anche perché poi comunque ha dei giocatori molto importanti, al di là di Cristiano Ronaldo. Andiamo, prima della pausa pubblicitaria, svisceriamo un argomento che è sempre fonte di discussione. Vediamo il prossimo contributo. Quindi hanno già ucciso il VAR, è una slide che ho riproposto perché settimana scorsa era la stessa cosa, c'erano stati appunto degli episodi notevoli, e c'è sempre questo parallelismo dei vari episodi in cui c'è un contrasto nell'interpretazione da parte di un arbitro in un episodio che sembra simile a quello magari della settimana precedente, e gli esiti sono completamente differenti, oppure c'è sempre una polemica. Allora domando a Pierluigi se poi in realtà questo nel calcio italiano non è un sistema per raggiungere la verità, ma è sempre per poter creare appunto un battage attorno a un episodio e automaticamente amplificare a livello mediatico, che quindi serva in qualche modo per il sistema calcio, per poter parlare tutta la settimana, insomma, di queste cose, e noi non ultimi ne stiamo parlando. Ma allora io penso questo, che le regole, se le fai bene, il provvedimento che tu applichi funziona. Se tu fai la regola male, il provvedimento che tu, cioè se tu dai discrezionalità invece che a uno solo, all'arbitro, a due arbitri, cioè all'arbitro in campo e all'arbitro della VAR, allora a questo punto ci sono per forza di cose degli episodi che non funzionano. Beh, in teoria ci dovrebbe essere un arbitro, quello del VAR,
Secondo me che dovrebbe insomma decidere categoricamente. Se un arbitro è molto discrezionale a modo suo, però lo viene richiamato, ci deve essere, diciamo, una gestione dall'alto, sì, però, comune. Se c'è un episodio che tutto lo stadio vede in un determinato modo, com'è possibile che a quello del VAR almeno non gli venga il dubbio? Dici, ma tutti stanno fischiando, cioè, vabbè, non diamo retta ai tifosi. Secondo me la cosa migliore è che per 2 volte a partita l'allenatore della squadra possa chiedere l'intervento del VAR. Ora, sì, io però non, sì, è vero, però non si dovrebbe arrivare a questo, perché in fin dei conti l'allenatore 2 volte, poi magari c'è l'episodio veramente eclatante e non viene considerato. Sicuramente mi sono spiegato male. Io intendo dire che la regola del fuorigioco di prima migliorata era un'ottima regola del fuorigioco. La regola del fuorigioco di adesso devono aver fatto una specie di referendum, hanno chiesto chi è il più scemo che abbiamo qua tra federazione, lega, lui, ecco, facci la regola sul fuorigioco, perché avere il fuorigioco è una cosa che è difficile da spiegare alle mamme, ai bambini, alle fidanzate, a certi tifosi che vanno da 20 anni, è difficile spiegarci il fuorigioco, andiamo a fare la regola del fuorigioco con la punta della scarpetta. Ma di quello Milano. Tutto sommato non è quello il problema, perché fino adesso non è il fuorigioco a creare un problema, ma sono proprio i falli di mano. Ci siamo in chiusura della prima parte, sì. Voglio invece sapere da parte di Nicola, visto che ha diciamo una vita breve a livello calcistico, quindi noi possiamo fare un parallelismo col passato per ciò che riguarda gli episodi storici, no? Un famoso gol di Turone, no, caro Pierluigi, per dire nel passato, ma tantissime altre situazioni. Tutto sommato, brevemente, il VAR rappresenta, diciamo, uno scatto in avanti oppure no? È una cosa che ti piace da un punto di vista proprio così, insomma, come strumento per accertare la verità? Sì, sicuramente mi piace, sicuramente penso che la tecnologia possa aiutare in modo positivo. Il calcio, diciamo che il fuorigioco sta diventando piano piano il problema minore. Ricordiamo il gol di Lukaku contro il Parma, dove Candreva sembrava che fosse in fuorigioco, quando in realtà poi la macchina ha calcolato precisamente nei millimetri che Candreva fosse quello è un accertamento della verità, è l'interpretazione, come diceva, la discrezionalità da parte dell'arbitro invece, esatto, nel capire che ha preso il fallo di mano in una situazione volontaria, involontaria, ha tirato addosso, non ha tirato addosso, però sono gli episodi che sono simili che vengono trattati in modo differente. Sì, secondo me è un problema di protocollo e di comunicazione, ovvero il protocollo dice, sono queste 2 parole magiche di cui parlano tutti, chiaro errore, no? Ovvero l'intervento dell'arbitro con il VAR solo se non ha visto l'effettivo fallo di gioco oppure l'effettivo tocco di mano. L'arbitro poi quando comunica col VAR e dice ok, io ho visto il contatto ma l'ho giudicato regolare, lì proprio non può intervenire per colpa di questo protocollo. Sui falli di mano invece la regola, a quel che so, non è cambiata, ma hanno cambiato il modo di comunicarlo, e questo modo a quanto pare non è stato efficace, perché i 3 episodi famosi di De Ligt che sono accaduti in Serie A sono ancora, come dire, senza risposta, no? Perché una volta quello con Lecce, se non sbaglio, è andato rigore, mentre l'ultima partita... Sì, non c'è, diciamo, uniformità. Non c'è una linearità. Questo è il problema. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima parte di Che Calcio Che Fa, quindi ritorneremo dopo una piccola pausa pubblicitaria.
Eccoci, rientriamo appunto dopo la pausa pubblicitaria, che Calcio che fa, seconda parte. Dopo la pausa pubblicitaria abbiamo sempre un contributo che riguarda appunto la collaborazione con la libreria Mondadori, il bookstore Mondadori di Crema in via Giuseppe Mazzini 48, perché quest'anno cade appunto il 15° anno della fondazione, della nascita appunto di questo Mondadori Bookstore dal 2004 al 2019, 15 anni, e quindi è stata organizzatrice di questa rassegna che si intitola Parole e Musica, dove si combineranno 10 incontri con scrittori o autori di libri, indubbiamente, e dall'altra parte delle serate musicali, una decina di serate musicali più una serata di teatro. Insomma, c'è un vincolo da parte appunto della Mondadori Bookstore di Crema con anche la cittadinanza nel cercare di creare un po' di intrattenimento e di cultura. Ovviamente in questo momento c'è anche la parte di suggerimento, no? Che riguardano appunto le proposte che Mondadori Bookstore di Crema vuole fornire agli amici di Che Calcio che fa. Quindi noi abbiamo in questo momento da far vedere 2 bei libri. Uno è di John le Carré, autore di grandissimi spy, bestseller appunto che riguardavano appunto lo spionaggio, quindi La spia corre sul campo, si svolge a Londra, è un bellissimo libro. Lui è stato anche, tra parentesi, nel passato anche un agente segreto, insomma, quindi sa come stanno le cose da questo punto di vista. Dall'altra parte invece Stefano Massini, Ladies Football Club, e praticamente nel periodo della guerra in Inghilterra, a Sheffield, durante la lavorazione delle munizioni, di tutto il materiale militare nelle varie fabbriche, a Sheffield, in una fabbrica, si formò una prima squadra di calcio femminile, così casualmente, siccome i campionati erano fermi, quindi cominciarono a giocare e si formò una sorta di torneo e di intrattenimento, ovviamente nel paese dove è nato chiaramente il calcio. Quindi ricordiamoci Stefano Massini, Ladies Football Club, e John le Carré, La spia corre sul campo. Ricordo inoltre che settimana prossima al Mondadori Bookstore ci sarà il primo incontro con giovedì prossimo 14 con Max Papeschi e la presentazione del suo libro Max contro Max. Benissimo, ricordiamoci di questo appuntamento, e ovviamente di questo appuntamento che noi abbiamo ogni settimana con Mondadori Bookstore. Rientriamo a parlare invece di calcio, anche se poi uno di questi libri già trattava l'argomento. Tra parentesi, l'argomento femminile del calcio femminile è tornato anche in questo momento con una bellissima prestazione, comunque una buona, diciamo, performance ai campionati mondiali dell'Italia, poi si è fermata contro il Brasile, insomma è inevitabile, però insomma sta crescendo anche da questo punto di vista. Ultima cosa che riguarda la parte, diciamo, degli argomenti, chiamiamoli così, un po' macro di questa settimana, è la slide, il contributo numero 7. Razzismo o cretinismo? Questa è una slide dell'anno scorso. Come vedete c'è per esempio Ken, che era giocatore della Juventus, Balotelli della nazionale, lì c'è un Adriano nel periodo dell'Inter, dall'altra parte c'era Zorò, che era un giocatore, mi sembra, cos'era, del Messina, mi sembra, o del Bari, no, Messina o Bari, non mi ricordo più, che voleva uscire dal campo. Quindi negli anni noi ci ritroviamo sempre a dover trattare questo argomento senza fare una giusta chiarezza. C'è una decadenza a livello culturale in Italia, lo si vede da tantissime cose, lo si vede per la musica, l'intrattenimento in televisione, e ovviamente anche per ciò che riguarda la cultura dello sport in generale, nel calcio in particolar modo, e noi ci troviamo sempre a dover discutere questo argomento. Quindi come se ne esce? E ovviamente giro questa domanda a Pierluigi, che ha anche delle idee ben precise riguardo a questo tema. Tu sei sicuro che vuoi che risponda io? Beh, diciamo nel limite della decenza, ecco, questo è un discorso. Allora, io parlo infatti di razzismo o cretinismo. Secondo me ci sono un po' tutte e due le cose. No, c'è il cretinismo, e il cretinismo non riguarda soltanto i giocatori che hanno un colore della pelle differente, ma in linea di massima un atteggiamento che le persone hanno allo stadio e in macchina. Cioè lo stesso atteggiamento, se una persona entra, una signora
entra in un bar prima di me, mi passa davanti, io le dico prego. Se lo fa in macchina la insulto, dice, non io, diciamo in linea di massima, viene insultata con le peggiori parole. Allo stadio le persone si trasformano, non sono gli ultra, no, ma sono tutti i tifosi, perché io ho sempre frequentato il primo arancio, il secondo blu, la tribuna stampa, il primo rosso. Sì, quindi il primo... non sono gli ultra, non è un atteggiamento tipico degli ultra, che hanno una mentalità sicuramente che possiamo definire rigida rispetto a quella che è la moltitudine dei tifosi, ma per esempio nel famoso caso del 26 dicembre del 2018 nello stadio, io, i miei collaboratori in campo, il fotografo, il mio amico giornalista di Napoli, eccetera eccetera, non è successo niente di quello che è stato scritto sui giornali, e se c'è stato qualche bubu è partito dal primo arancio e non dalla curva. Quindi però torniamo un attimo alla risposta. Però comunque c'è stato, adesso tu fai una differenza per esempio tra curva e un'altra... No, però iniziamo a mettere a posto, siccome hanno squalificato 2 giornate tutti e una giornata solo la curva, qui iniziamo a dire che chi ha attuato questa cosa ha sbagliato, no? E il cretinismo consiste in questa versione, noi facciamo il tifo contro, in generale tutto lo stadio fa il tifo contro, ma io le 2 cose peggiori che ho visto dal 1971, quando avevo 10 anni, ad oggi, le ho viste al primo rosso. Le 2 cose peggiori che non so. Però tu mi parli di una collocazione geografica all'interno dello stadio, però ma la cosa è successo. Sì, e perché deve succedere? Ma contro uno juventino, non è successo contro un ragazzo di colore. Attenzione, il razzismo, questo voglio dirlo dal punto di vista culturale, è una cosa seria, bruttissima, che va estirpata, ma se c'è. Quindi noi non possiamo andare ad individuare del razzismo, ed è quello che ha detto la curva in quel famoso comunicato che tutti hanno detto è terribile, schifoso, pazzesco. Loro hanno detto: nella nostra squadra ci sono 4 o 5 giocatori di colore. Se noi fossimo razzisti non vorremmo che questi giocatori giocassero. Però vedi che c'è sempre proprio un distinguo molto limitato, cioè molto fragile tra una situazione, appunto, noi in qualche modo ci difendiamo dicendo che abbiamo dei giocatori di colore, però al tempo stesso se vogliamo in qualche modo creare un disturbo a un giocatore dall'altra parte, poi non lo sappiamo, anche nel passato, io prendo l'esempio di Materazzi che aveva perso la mamma e che ma quindi questo è cretinismo, questo è cretinismo per cercare di in qualche modo di creare un danno nei confronti dell'altro giocatore. Infatti l'altro giorno secondo me Balotelli a un certo punto gli è partita la brocca riguardo a questo, perché è dall'età penso di 12 anni che subisce situazioni del genere, perché vedono innanzitutto un giocatore quando era giovane e piccolo, era già forte fisicamente, quindi magari cercavano di inibirlo, no? A livello di tifo contro, no? Però arrivato a un certo momento forse se avessimo un po' più di elasticità, di cercare di eliminare queste forme che creano comunque un disagio, no? Perché appunto si forma poi una polemica infinita, perché tu giustamente dici no, non c'è razzismo, devi partire da fuori, dalla società. Cioè, non questa è la mia premessa iniziale, c'è un abbassamento della cultura in generale, sì, quindi anche c'è un abbassamento del livello culturale e ti dirò di più, siccome io sono un sociologo, una volta si diceva questo è un discorso da bar. Oggi il discorso da bar è superiore al discorso di chi si occupa di comunicazione. Questo è tragico, ci fermiamo però qui. Io posso dire solo una cosa veloce, sì, che è quella che secondo me deve fare riflettere. Io sono in corso San Gottardo, ci sono 3 tram in fila che suonano la campanella, sdeng, sdeng, sdeng. C'è una Ferrari con una gomma sul marciapiede, quindi avrà anche rotto l'ammortizzatore. Beh, ma tanto gliela cambiano secondo me. Perfetto. E di fianco alla Ferrari c'è un negozio di scarpe per signora e dentro c'è un ragazzo che si chiama Mario Balotelli e lei che si prova gli stivali, questo no, questo sì, questo no, e la macchina di traverso, la Ferrari di traverso.
E sai cosa gli farei io lì in quell'occasione? Bu bu bu. Beh, questo come nei confronti del comportamento errato, poco civile, vabbè, insomma, non finiremo mai, magari se concordi con me in un discorso di elevare maggiormente il grado di cultura sportiva in senso generale, elevare il grado di cultura in senso generale, perché tu lo stai facendo ovviamente anche con i tuoi libri e le tue edizioni, però insomma questo è il punto, diciamo, di convergenza, no? Perché poi se tu hai un esempio alto, forse la gente comincia a dire sono un po' stupido riguardo a questo, no? Quindi, va bene, sentiamo invece Nicola riguardo a questo argomento un po' brevemente, perché ne abbiamo già abbastanza discusso. È un argomento che ti dà fastidio? È un argomento, magari c'è qualche ragazzo, tuo compagno, che magari è di colore, non so se nella tua squadra c'è qualcuno, quindi come ti puoi rapportare in una situazione del genere? Sì, c'è un mio compagno di colore, ma assolutamente non facciamo atti di discriminazione, assolutamente. Secondo me è un metodo, diciamo, un discorso che può sembrare semplicistico, però difficile nell'attuarlo, è andare a individuare le persone e squalificarle dallo stadio. Ricordo un episodio in Inghilterra dove un tifoso di non so quale squadra del campionato inglese ha insultato in modo appunto razzista Sterling, l'attaccante del Manchester City, e è stato squalificato per 10 o 15 anni, adesso non ricordo precisamente. È successo appunto con il capo ultra, se non sbaglio, del Verona, sì, che proprio dalla società è stato squalificato per sì, anche lui una decina d'anni, quindi sì, però vedi anche qua il discorso che c'è sempre la pena, noi siamo pieni di regole e poi dopo questo indubbiamente va allo stadio lo stesso, perché ci sono tantissimi sistemi per poter entrare, quindi come vedi da noi c'è sempre un po', noi siamo il paese che ha la democrazia perfetta, poi dopo alla fine non viene in qualche modo praticata e seguita nel vero senso, al 100% nel vero senso della parola. Va bene, in questo momento, dopo appunto aver parlato di quest'ultimo argomento che appunto ha affiorato nel weekend precedente calcistico, parliamo invece di voi due per ciò che riguardano appunto le passioni del passato, di giocatori a cui siete legati in qualche modo. A me sembra incredibile, perché quello giovane ha già creato una sua formazione. Quello che con qualche anno in più si è trovato in una difficoltà, in un impasse nel riuscire a stilare questo Dream Team, e vediamo la slide, quindi Dream Team, eccolo qua con questi grandissimi campioni, c'è un Matteus incredibile di quella grandissima Germania, e poi concludiamo con un Cristiano Ronaldo lì in alto che è l'uomo dei 5 palloni d'oro. E quanti palloni d'oro ce ne sono poi anche interni, no? in quella videata. Sentiamo Pierluigi, allora innanzitutto se si è basato su un modulo tattico oppure ha messo, è valido tutto, basta che ci sia un portiere e poi altri 10 giocatori di movimento. Come hai posizionato le tue pedine in campo? No, allora proprio modulo tattico no, però io ho messo davanti 3 fortissimi, a centrocampo 4 fortissimi e 3 difensori e 4 col portiere fortissimi. Allora partiamo dal portiere. La difficoltà sta nel fatto che uno dice ma Platini l'hai messo? Platini ci stava. Allora, portiere... quello che voglio dire, ti piaceva Platini in base ai giocatori che... allora quindi non è che devi mettere dei giocatori, devi mettere dei giocatori che ti piacciono, no? Sì. No? Allora, assolutamente in porta sono stato un po' condizionato dalle mie passioni, però non si può negare che in tutte le caratteristiche di un portiere, uscita, parata tra i pali, Zenga. Okay. Difensori? Poi, i difensori ho messo Bergomi, Facchetti, Picchi. Allora, Bergomi, Facchetti e Picchi, quindi Picchi centrale e 2 esterni, quindi giochi esatto. Quindi non hai messo uno stopper, quindi perché hai messo un uomo in più a centrocampo, forse, probabilmente. Ho messo un uomo in più in centrocampo, però proprio davanti a loro ho messo Trapattoni e Zanetti. Insomma, Trapattoni che difende abbastanza, prende quasi, quando marcava Pelé era quasi uno stopper, e indubbiamente Zanetti pronto alla copertura. Poi gli altri 2 di centrocampo? Ecco, gli altri 2 di centrocampo però un pochino più offensivi sono Mazzola e Matteus. Mazzola e Matteus, quindi 2 Inter incredibili, bellissime. E 3 punte che sono Ronaldo Vero, Ronaldo fotocopia e Serena.
Ah, quindi hai un Ronaldo, allora probabilmente li dovresti far giocare così: Ronaldo vero lo metti al centro, Serena un po' più a sinistra e CR7 lo fai giocare a destra invece che a sinistra, ecco, quindi fargli fare un po' il lavoro di faccia, un po' come faceva nel Manchester United. Che C'è da dire che qua se togli un Ronaldo e un Serena è sufficiente l'altro Ronaldo, io parlo 97-98, No, certo, quello della stagione della Beh, è una formazione di copertura, potrebbe anche stare abbastanza in campo da questo punto di vista, è abbastanza equilibrata. Beh, poi se sposti Trapattoni qui e metti questi tre in linea... Allora tu dici poi Platini lo mettevi al posto di chi? Di Matteus o di... No, tutto sommato mi sembra una squadra molto veloce che va via in velocità. Platini era uno che doveva lanciare. A me ha detto Trapattoni o Mazzola, l'ho visto, ho fatto tempo a vederlo tanto tempo, però Trapattoni a me ha detto che qualsiasi attaccante si ferma, gli prendi le misure e si ferma. Poi ci ha pensato un attimo e ha detto però Mazzola no. Mazzola non lo fermava. Mazzola era un giocatore molto faccio? tecnico con le sue grandissime serpentine, ce lo ricordiamo, quindi insomma un calcio di altri tempi e probabilmente avrebbe ragione di esistere anche attualmente. Io credo che Mazzola potrebbe giocare, sei d'accordo? No? Sì, il calcio di adesso... Quando si dice che un giocatore del passato non potrebbe giocare adesso è perché si fa il rapporto con la tecnica che si usava all'epoca, ma se noi andiamo ad analizzare il fisico di Boninsegna, sempre per rimanere o di Benetti, lo applichi all'atleticità di oggi, ma io dico anche Mazzola in fin dei conti era molto veloce. Chi non ci può stare è Corso. Ecco, Corso Suarez forse Corso avrebbe delle difficoltà, però non è detto, quindi sentiamo invece Nicola Moretti, e sono molto curioso, la Nouvelle Vague che cosa ti dà la formazione del triplete. Allora vediamo, vabbè, insomma, in base a quello, dai, sì, sono andato quasi totalmente di giocatori recenti, soprattutto dell'Inter. In porta ho messo Zenga, terzino destro ho messo Maicon, terzino sinistro ho messo Facchetti, i due centrali sono Bergomi e Samuel. Quindi praticamente una bella copertura centrale con Bergomi che poi a fine carriera fece praticamente il libero, no? Quindi Maicon va avanti e indietro, dall'altra parte il mito Facchetti, il terzino moderno che inventò appunto lui sulla fascia sinistra. Poi a centrocampo, quindi quanti ne hai messi? A centrocampo ne ho messi 3, con Mediano Cambiasso, giocatore intelligentissimo, anche io ho messo Mataus, centro-sinistra, e Zanetti centrodestra. L'avrei messo terzino al posto di Maicon, ma però Maicon non potevo togliere. Vabbè, quindi vuol dire che sei molto attaccato a quelle sgroppate di questo giocatore molto anche tecnico, no? Quindi faceva tantissimo. Tu dicevano non copriva, ma insomma andava tante di quelle volte in avanti, era incredibile, quindi un ottimo centrocampo, quindi da questo punto di vista. E davanti? Davanti ho messo 2 prime punte, ovvero Ronaldo e Adriano. E dietro di loro Cruyff, sì. Quindi questa è una scelta, però non l'hai visto giocare. Devo dire la verità che Cruyff fa parte del mio 11 del cuore, perché è un giocatore fantastico, è il prototipo del giocatore moderno, no? Del giocatore attuale, tutto sommato parte proprio dalla fine degli anni 60 e lì con quel famosa squadra dell'Ajax che vince le 3 Coppe dei Campioni, insomma non ha vinto niente dal punto di vista se non 2 finali a livello di nazionale, no? Quella nazionale perso nel 78, perso nel 74 e forse perso anche nel 76, adesso mi ricordo, forse anche all'Europeo, mi sfugge. Grandissima nazionale, il calcio moderno ha attinto da quella nazionale, quindi è una cosa meravigliosa. Purtroppo passano gli anni, si è persa un po', ecco, una cosa velocissima, abbiamo parlato prima di fisicità, no? Quindi dove arriveremo? Arriverà un momento che il corpo umano non potrà più rispondere da un punto di vista calcistico e fisico, no? A livello calcistico, perché ovviamente non puoi fare degli uomini di 2,5 metri che possono fare tutto, la tecnica forse arrivata ad un certo punto dovrai per forza ritirarla fuori. Ci sono dei giocatori che sono un po', penso ad Hazard, che è un po' una via di mezzo tra il fisico e la tecnica, però tendenzialmente sono tutti dei giocatori che devono sapere innanzitutto andare negli spazi, correre anche a vuoto, e quindi ti dico, se appunto il tuo pensiero è questo, se prima o poi ci potrà essere un po' più di ritorno a una tecnica più sopraffina.
Ma io spero di sì, anche perché la soluzione contraria sarebbe andare a parare su qualcosa di tecnico in senso tecnico-scientifico, mentre ci risponde Rita Levi Montalcini quando dice ci sono cose che si possono fare ma non si devono fare. Io sono dell'opinione che tu prendi giocatori come Messi, Maradona, giocatori di quel tipo lì, bisogna riscoprire quel tipo di giocatori lì, secondo me. E Conte mi piace per questo. Mi piace perché lui non fa andare in nazionale un ragazzo di 17 anni, lo fa debuttare in Champions League, lo fa debuttare in campionato. Il giovane, se è preparato e pronto, deve giocare sempre. E se il giovane è una buona promessa ma deve ancora crescere e forse non diventerà mai un grande giocatore, è giusto aspettarlo e non farlo giocare. Parliamo proprio di lui, di Sebastiano. L'orrore secondo me delle grandi squadre quando dicono devono andare a farsi le ossa un anno dall'altra parte. Le ossa te le fai qua giocando mezz'ora, però giochi nell'Inter mezz'ora in Champions League, mezz'ora in campionato, un'altra volta 15 minuti e ci sarà l'occasione che parti dall'inizio. Sì, penso anch'io, perché a parte il fatto che poi vabbè c'è la polemica anche dell'organico, indubbiamente. Abbiamo detto Mazzola e Facchetti sono nati così. Sì, era anche un momento di cambiamento anche quello. Va bene, dai, ci caliamo, ormai abbiamo una decina di minuti per parlare, 15 minuti per parlare del campionato del prossimo turno, quindi vediamo subito la classifica. Abbiamo le prime 4 che sono nella zona Champions, quindi la Juventus e l'Inter con la Roma e la Lazio, le due romane che si sono fatte sotto, si sono palesate. La Roma di Fonseca e ha dato continuità, la Lazio è comunque una squadra molto difficile da affrontare, l'Atalanta che ha segnato il passo con il Cagliari che appunto l'ha raggiunto a 21 punti e qui c'è una grande novità da parte del Cagliari quest'anno, il Napoli che segna un po' il passo a 18, la Fiorentina interlocutore sta facendo comunque un buon campionato, il Verona che è una sorpresa che si basa su un buon collettivo e un'ottima difesa, Parma, Udinese. Poi abbiamo il Bologna che galleggia, fa dei buoni risultati e forse non riesce a fare tantissimi punti, però fa delle buonissime prestazioni. E poi abbiamo un po' due nobili decadute. Qua abbiamo il Milan e il Torino, il Milan che non riesce a trovare il bandolo della matassa e il Torino che probabilmente non ha investito nel modo giusto in campagna acquisti e quindi si ritrova con una squadra un po' superata. Poi Sassuolo e Lecce a 10 punti, la Sampdoria che ha vinto l'ultima partita con la Spal si è un po' tirata su dall'ultima posizione e poi concludono Spal, Genoa a 8 e il Brescia a 7. Comunque ricordiamo Spal e Brescia una partita o Sassuolo da recuperare. Cosa ti sembra di questo campionato a vedere così? Qual è la cosa, l'elemento, potresti dire il Milan, l'elemento che particolarmente ti può sorprendere in senso negativo? C'è qualche squadra che ti sorprende, Pierluigi? Ma sicuramente in senso positivo o negativo? Ecco. Sicuramente, anche se so che non mi crederete, a me dispiace molto per questa situazione del Milan, che non mi aspettavo fosse a questo punto, è ancora presto per fare tutti i giudizi eccetera in questa situazione, anche perché questo poi sminuisce la nostra vittoria nel derby, perché allora dice avete vinto con quelli lì che sono a un punto dalla retrocessione. Sì. L'Atalanta ha pagato un pochettino il fatto di essere in Champions con la testa, questo è innegabile, sappiamo che questa cosa succede anche alle squadre più grandi, se no magari sarebbe anche è proprio vero che la mentalità quindi al di là della bravura io pensavo che potessero fare molto di più, ma poi invece ha preso delle imbarcate notevoli, ha subito anche 2 sconfitte che sono veramente come un calcio nella pancia, quindi questo così. La Juve ha un punto in meno perché ce l'ha invece il Torino, ha 2 in meno perché invece ce l'ha il Torino, no? Dopo il derby, quindi questa è una situazione. Il Napoli non lo so, perché il Napoli io non ho grande stima e non ho mai avuto una grande stima del Napoli. Parafrasando la pallacanestro, io ho sempre considerato il Napoli come gli Harlem Globetrotters, cioè che fanno tutto sto gioco, tutta questa napoletanità, fuochi d'artificio, pim pum pam, passa, crossa, tira, palo, traversa,
Poi arrivano le ultime 5 giornate ed arrivano... Sì, ha avuto un paio di partite un po' dubbie e sospette. Quest'anno c'è stato anche questo, sì. Sentiamo invece Nicola, quali sono le tue disamine vedendo questa classifica, una squadra che ti può in qualche modo aver colpito in senso sia positivo che negativo? Ma sicuramente il Cagliari. Il Cagliari è una squadra che ha avuto il coraggio di investire nel mercato estivo e si stanno vedendo i risultati. Poi il Verona, tra l'altro prossimo avversario dell'Inter, è una squadra che gioca bene al calcio. Questa è una frase che si dice molto spesso con le neopromosse, però poi da vedere le altre due promosse c'è il Brescia a 7 punti e il Lecce a 10. Il Verona sta guadagnando un po' più di punti rispetto alle altre due, e invece per quanto riguarda il Milan, secondo me c'è stato un po' uno sbaglio da parte della società ad alzare l'asticella, ovvero all'inizio si parlava addirittura di Champions League, di gara per il quarto posto. Poteva essere plausibile dato che, ricordiamo, l'anno scorso a 10 minuti dalla fine di Inter-Empoli era il Milan che era in Champions League, però vedendo la rosa non vedo il Milan, non l'avrei neanche messa all'inizio della stagione come una potenziale sfidante per le prime 4 posizioni. Ho capito. Possiamo anche dire, se posso aggiungere una cosa, che l'Inter è anche una grande sorpresa. Riattaccandomi al discorso di Inter-Empoli, certo, eravamo fuori dalla Champions League a 10 minuti dalla fine, quindi anche per questo vorrei dire che Conte secondo me sta facendo un ottimo lavoro con una rosa limitante come lui ha il spesso. problema anche probabilmente, no, Pierluigi, è anche il fatto che c'è sempre il termine di paragone, che è la Juventus, che ha, diciamo, 2 squadre, anche più di 2 squadre di giocatori, e quindi può scegliere oltre ai giocatori anche dei moduli tattici durante la partita, perché anche questa è ovviamente una situazione positiva. Mi è venuta in mente una cosa che volevo dire sulla Juventus sarriana, no? Che tra l'altro, no, in questo caso faccio io il giornalista polemico, loro hanno avuto questi exploit dei 2 giocatori che volevano mandare via. Cioè qui in certe partite non si è affermato Sarri o il modulo di Sarri, ma si è affermato Dybala e si è affermato Higuain. Sì, però magari loro dicono, innanzitutto c'è la questione economica che era fondamentale per loro, sì. Questa cosa qua indubbiamente è rimasta un po' qui a questo livello perché dovevano fare un po' di cassa, lo abbiamo visto anche per il bilancio, però è anche vero che erano 2 giocatori importanti e forti, uno un po' da recuperare, l'altro da utilizzare un po' di più. Se non ci fossero stati loro probabilmente sarebbero andati su una punta e avrebbero comunque con il gioco di Sarri spostato un Bernardeschi davanti, magari avrebbero recuperato Mandzukic, non si può mai sapere, insomma, dopo sarebbero stati, diciamo, comunque dei problemi per l'allenatore. Io credo che Sarri comunque sia molto contento di poter utilizzare un centravanti che conosce benissimo e una mezzala d'attacco come Dybala, che può ricordare Mertens, insomma 2 giocatori che poteva avere o Insigne al Napoli per il suo modulo. Il problema è riuscire a far convivere il tutto con un giocatore totem come è appunto Cristiano Ronaldo, e prima ti dicono gioca Cristiano Ronaldo e secondo me rapportati con lui e poi dopo fai il resto della squadra. Va bene, questa è un po' una piccola cattiveria, va bene, però mi sa che c'è un po' di verità. Vediamo invece il prossimo turno. Dico sempre che io divido in varie fasce e categorie in base di importanza dal mio punto di vista, quindi abbiamo un Napoli, Genoa e Inter Verona, dove effettivamente sono le 2 squadre che hanno un po' di maretta interna, no? Abbiamo visto nel martedì di Coppa, e che poi appunto il Napoli soprattutto deve cercare di dare continuità finalmente e non continuare a singhiozzare a livello di risultati. L'Inter invece deve dare continuità e la sta dando con un Verona che però è molto difficile, appunto per quello che abbiamo detto, come ha detto giustamente anche Nicola Amoretti. Poi c'è un Juventus-Milan, non la metto come prima perché il Milan è in una situazione molto difficile, la Juve le sta vincendo praticamente tutte, quindi insomma è un risultato, dovrebbe esserci proprio una grandissima sorpresa. Brescia-Torino è una partita difficilissima perché il Brescia ultimo in classifica, il Torino è un po' a rischio con l'allenatore. Abbiamo poi 4 partite dove ci sono le prime a ridosso della Champions, dove c'è un Parma-Roma, un Sampdoria-Atalanta, un Cagliari a 21 punti con la Fiorentina e una Lazio che incontra il Lecce. Dopodiché abbiamo le ultime 2 che sono partite abbastanza tradizionali, un po' da pareggio, un Sassuolo-Bologna, un derby emiliano, e Udinese-Spal che chiude
il novero, diciamo, di tutte le partite. Dico sempre agli amici che sono ospiti di Che Calcio Che Fa, quale partita andreste a vedere? Quindi vediamo un attimo, al di là dell'Inter, dici quale sarebbe la tua? Turno abbastanza noioso, quindi presumo che andrei o a Brescia o a Torino, quindi cioè Brescia-Torino, a vedere Brescia-Torino? Sì, o a Torino a vedere Torino Juventus, a vedere la Juventus come partita. a tifare Milan. A tifare Milan, ho capito, vabbè, qua si vede. No, scherzavo, non l'ho detto. No, però ti sbilanci, questo per dire, si tifa contro, diciamo la verità, bisogna, se uno vuol tifare contro, che tifi contro, insomma, non è che eticamente, questo non so se poi possa far parte della cultura sportiva o non cultura sportiva. Io ho degli amici che hanno i figli che sono milanisti e a me dispiace vederli così, che mi chiedono perché. Perché infatti è un po' così, c'è un po' di momento down da questo punto di vista. Sentiamo invece Nicola Moretti, quale partita andresti a vedere? Sarà un po' banale, però anch'io dico Juventus-Milan, diciamo un po' il big match della giornata. E quindi ho sbagliato a metterla come terza posizione, diciamo? No, vabbè. Era da mettere al primo? Diciamo che una squadra in costruzione per raggiungere l'obiettivo della Champions League, ricordo il primo e secondo Spalletti, una squadra che faceva molto bene con le squadre forti e aveva difficoltà con le squadre piccole, quindi per il Milan può essere anche un po' uno spunto per dare carica all'ambiente. Sì, se vai lì fai anche un pareggio. Sì, ti può tanta dare roba, no? Per un momento di una società che è un po' giù, no? Da un punto di vista proprio umorale, no? E cercare di dare continuità. Poi magari anche lo stesso Pioli ha dato già nell'ultima partita un po' più di solidità, no? Anche se poi alla fine ha perso. Sì, si diceva anche del gran bel gioco di Giampaolo, che non si è visto. Pioli anche quando è arrivato all'Inter ha dimostrato subito solidità, e quindi il Milan può ripartire da questa sfida e dalla successiva col Napoli. Ovviamente molto difficile, va in casa della capolista, noi speriamo almeno per questa giornata che il Milan riesca a portare via qualcosa. Beh, anche perché poi vabbè, sì, effettivamente Pioli è un allenatore pragmatico, rimette a posto le cose, c'era molta confusione nel Milan di Giampaolo. La partita del Napoli come la vedi con il Genoa, che il Genoa ha il nuovo allenatore, il Napoli è un po' in maretta, pensa se succedesse un pareggio in casa lì a San Paolo? Io penso che il Genoa metterà ai ferri il Napoli. Secondo me sarà una di quelle partite dove si mette in crisi tutto l'ambiente partenopeo. Ecco, Nicola Moretti invece domando le due romane se possono in qualche modo, visto che il Milan è indietro, il Napoli non ingrana alla quarta perché doveva essere la vera squadra alternativa alla Juventus, mentre in questo momento lo sta facendo l'Inter, possono effettivamente staccarsi, cioè questo è un turno che potrebbe essere anche favorevole perché abbiamo un Lazio-Lecce, anche se Lecce fuori casa è pericoloso da incontrare, è un Parma-Roma dove comunque a Parma è difficile passare, però una volta scollinato questo probabilmente potrebbero anche un po' staccarsi, visto che dietro l'Atalanta ha avuto anche il turno infrasettimanale, ha qualche acciaccato, ha perso col Cagliari. Chi è, Nicola o io? No, Nicola. Sì, le due romane sono in ascesa, stanno crescendo e quindi secondo me possono approfittare di questo turno. Il Parma ha fatto una signora partita in casa con l'Inter, poi è andata a perdere, non mi ricordo contro chi, non ricordo il risultato, però sì, può essere un turno molto favorevole per loro, e sfruttando anche l'Atalanta e le stanchezze di una squadra ovviamente non abituata alla Champions League. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, come al solito abbiamo la piccola parentesi riguardante la beneficenza. Che Calcio Che Fa si unisce appunto alla campagna, noi ormai l'abbiamo fatta nostra, unisciti alla nostra campagna Conosci Frederick. Per la ricerca e la cura della tassia di Frederick c'è questa associazione che il sito è www.emma.it, ogni giorno per Emma, quindi bisogna pensare a queste persone che hanno una forma di dislacchia alla tassia di Frederick, e dove chiaramente c'è grande importanza, deve essere data grande importanza alla ricerca per cercare di curare questa forma di malattia rara. Appunto per questo
conosci Frederick, dovete conoscere tutti Frederick, per così si capisce la portata di una situazione del genere, si cerca di collaborare. Ovviamente si collabora anche con le donazioni e io ogni volta ripeterò l'IBAN, che in questo caso per l'associazione Un Giorno per Emma è il seguente: IT 63 QD quadro 030 69 09 60 61 0000 0133 443. Conosci Frederick, Ogni Giorno per Emma. Grazie. Mentre invece per ricordare, riassumere Che Calcio Che Fa, ricordiamo che indubbiamente in televisione e al venerdì ovviamente alle ore 21, sabato alle ore 18 in replica, in radio su silvermusicradio.it, la radio web ogni lunedì alle ore 17 e poi sul web con il sito checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, io ringrazio per questo, è stata una trasmissione un po' più colorata di nerazzurro, però fino a un certo punto, perché abbiamo parlato di tante cose, dal VAR al razzismo, alla Milan, alla Juventus, alle coppe, eccetera eccetera, quindi ringrazio per essere intervenuto l'amico Pierluigi Arcidiacono. Ciao a tutti, grazie e speriamo in un bel campionato combattuto sino alla fine. Bene, ottimo, speriamo tutti da questo punto di vista, vediamo se è d'accordo anche lui, salutandolo, Nicola Moretti. Sono d'accordo anch'io, grazie Fulvio per l'invito e buona serata a tutti. Bene, noi ci vediamo settimana prossima con altri ospiti, ricordatevi Che Calcio Che Fa in TV, in radio e in web. Alla prossima.